Per quanto riguarda la ripartenza delle scuole il 7 gennaio come previsto da DPCM, la Regione ha incontrato i vari prefetti. L'assessore De Berti ha annunciato che il Veneto ha già predisposto il piano. Loro prendono atto del fatto che in Veneto il piano sostanzialmente lo abbiamo già fatto, i tavoli provinciali li abbiamo già fatti, è un mese che stiamo lavorando e loro a questo punto, se dovessero riattivare i tavoli e cominciare oggi, una cosa è certa e ne sono consapevoli, i ragazzi il 7 di gennaio a scuola non ci andrebbero. Su 213.000 ragazzi delle superiori ne torneranno a scuola 160.000, ovvero il 75% per ogni istituto. Studiato il piano trasporti, questo per evitare quello che era accaduto all'inizio dell'anno con assembramenti e bus strapieni. Dovranno essere trovati 802 autobus in più a livello regionale, di cui 771 privati. Con le aziende di trasporto, nei confronti che abbiamo fatto, è emersa anche la necessità di ipotizzare l'assunzione di personale per il controllo anti-assembramento nelle stazioni o nelle fermate più critiche e tutte le aziende di trasporto insieme hanno espresso la necessità di assumere 227 persone. Un piano questo che costerà ben 31 milioni di euro. Considerando che questo piano sostanzialmente il DPCM ha previsto che lo facciano i prefetti, noi lo abbiamo già fatto, ma è un'incombenza che va sui prefetti ed emerge come imposizione dal DPCM, tutte le regioni, non solo il Veneto, danno per scontato che queste risorse arriveranno da Roma. Per quanto riguarda la modalità di rientro a scuola, la De Berti è stata chiara. È stato escluso il doppio turno ed è stato escluso sia il doppio turno mattina-pomeriggio sia il doppio turno 8-10. Invece è stato mantenuto, a seconda degli accordi tra scuole e aziende di trasporto, la possibilità di entrata fino alle 9. A breve saranno organizzati dei tavoli provinciali tra venerdì e lunedì ai quali parteciperà anche la Regione.